no, fermiamoci un attimo su Sì. questi discorsi perché vorrei tornare a parlare di quello che è successo a Milano, perché per me è molto importante, perché dobbiamo capire esattamente. Noi abbiamo chiamato adesso il vicepresidente del vicepresidente nazionale, lo dirà lui adesso, che mi ha mandato adesso punta su qua regia per far vedere un attimo la polizia di Stato, punta sul cellulare mio, vediamo un pochettino che cosa dicono. Vai, fai vedere. Inaugurazione Expo. Ma riesce? Non so se si vede. Conviene Se punta- leggerlo. Vito, conviene leggerlo. No, conviene che lo dica lui. Ah, Adesso. Raffaele Padrone, buongiorno. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori e ai suoi ospiti. Io cerco di far vedere qua questo, però è talmente piccolino perché non so, mi è arrivato adesso. Avremo la possibilità magari di rivederlo in una prossima volta. Purtroppo è nato così veloce questo problema e così veloce lei è stato a interpellarmi, la ringrazio per questo. Perché avete detto voi ancora una volta no Expo? Qua è detto chiaramente, ancora una volta no Expo. Perché? Cosa vuol dire? Anche qua, vedete quanto ci sono tutti l'UGL Certo. proprio. Ecco. Io le parlo a nome appunto dell'UGL Polizia di Stato, di quale io rappresento la segreteria nazionale, essendo vice segretario nazionale, direttore. Sì. Ma il problema, ecco, lì nel filmato magari non si vedrà, però insomma è quello che noi vogliamo far emergere da questa situazione, è che con i vergognosi episodi di violenza dell'altro giorno è chiaro, durante l'apertura di questa Expo di Milano, è chiaro e lampante che le direttive politiche nazionali non siano adeguate per far fronte a quella massa di delinquenti che hanno devastato la città. Io mi auguro che quello sia un unico episodio, però il problema che ancora passa in televisione fortunatamente è quello di far vedere quello che la polizia ha fatto, ma mai quello che i delinquenti hanno portato in essere prima della manifestazione. Perché il problema, guardate, è un problema esclusivamente politico, lo dico più volte, lo dico apertamente. Il problema è un problema solamente politico, perché se uno crede che fare un intervento di ordine pubblico come quello di Milano, ma quello che è stato a Genova, perché ci siamo un po' riportati indietro anche con i tempi, no? Allora abbiamo visto Genova, abbiamo visto Roma un anno fa, 2 anni fa, e episodi purtroppo che si ripeteranno ancora, perché finché non si metteranno a un tavolo tecnico, tanto in Italia siamo abituati a questi tavoli tecnici, direttore, lei sa come la penso io, non si metteranno insieme i 3 soggetti, quale la politica che fa le leggi, intendo dire questo, la politica che fa le leggi, la magistratura, che poi è quella parte giudicante di chi opera in strada, e le forze dell'ordine come operatori della sicurezza, fino a quando non avremo questi 3 attori che si uniranno insieme per decidere come fare un ordine pubblico, come fare l'ordine pubblico in piazza, noi non usciremo mai da questa situazione. Ma perché, scusate, non avete avuto la possibilità di, certo, di inserirvi all'interno con telecamere in maniera da poter riprendere questi o ai bordi della strada? Perché non avete liberato le strade dell'automobile e avete permesso che questi delinquenti bruciassero le automobili? Ma perché questo è il sistema, purtroppo, vede? Questo è il sistema, ed è il sistema che non funziona. È il sistema che non funziona. Lei sa cosa significa non fare un corteo a qualsiasi persona? Perché guardi, il diritto di manifestare è un diritto sacrosanto. Il problema è che questi delinquenti si nascondono all'interno di queste manifestazioni, e quindi quando si va a fare un intervento di ordine pubblico, come le dicevo all'inizio, un intervento delicatissimo, noi troviamo all'interno di questi cortei, troviamo anche la gente comune, giusta, che va lì a dimostrare, ed è giusto e corretto, ed è un sacrosanto diritto lasciar dimostrare. Se noi non portiamo la gente a manifestare dove vuole manifestare, lei
si immagini cosa sarebbe successo vietare sempre, vietare in questo caso a Milano Allora, un corteo. Raffaele Padrone. Sarebbero arrivati lì, Vabbè. nell'altra parte, in un'altra maniera. Raffaele Padrone, a me interessa, perché poi sono tutti, diciamo, modus dicendi, per non dire sono chiacchiere, insomma, diciamo. Certo, infatti questo non si Dove ha significa sbagliato il ministro? Se ha sbagliato. Lei che è vice nazionale del sindacato della polizia. sì. Dove ha sbagliato? Se ha sbagliato. Ma guardi, non è solo, purtroppo non è solo Alfano, perché noi prendiamo Alfano sbaglia, lo cambiamo, ma è la politica, cioè le direttive di lasciar fare questi cortei, cioè di lasciar fare, di far fare a persone... Ma se c'è la libertà di manifestare, è chiaro che non è che sanno che dentro ci sono dei delinquenti, cioè bisogna invece, prima che inizi il corteo, fare un qualcosa per individuare, o no? Stiamo parlando, aspetta un attimo, Raffaele. Stiamo parlando che lui giustamente è vicepresidente del sindacato della polizia, bene, ma allora questi brick block, come si chiamano? Sono arrivati 2 giorni prima, erano accampati in un certo posto, perché non siamo andati a vedere cosa succedeva lì? E dopo l'ordine pubblico non viene esclusivamente dettato o coordinato dal ministro c'è un prefetto, c'è una prefettura, e lì l'ordine pubblico parte da là. Io non lo so cosa sia successo in questi giorni qua, ma questi black block, o come si chiamano, erano 2 giorni che erano a Milano. È proprio per questo, cioè lei pensa che noi non potevamo isolare si chiama isolamento a Cuneo, e quindi intervenire a Cuneo e bloccare queste persone. Ma il disposizioni problema da chi è li prende lei? politico, lasciar fare questo tipo di manifestazione. Allora adesso si sono inventati, perché esiste dall'articolo 285 e 419 del codice penale, devastazione e saccheggio. Già oggi si parla solo di resistenza e danneggiamento, invece il codice di procedura penale, va bene, che parla di devastazione e saccheggio, dice appunto che chiunque commette atti di violenza e attenta alla sicurezza dello Stato e devasta con saccheggi e via dicendo una città, è punito con un reato da 8 a 15 anni. Bene, io voglio vedere quante di queste persone passeranno più di una notte in carcere. Il problema che le dicevo prima è politico, vabbè, fermo là. Fermo là, diamo la possibilità di dialogare, dai. Sì, diceva, no, io ho ascoltato, ma spero di aver capito male, dice che hanno avuto l'ordine di lasciarli fare? Da chi vi ha dato l'ordine di lasciarli fare? Questa è la politica. Chi ha dato l'ordine? Il direttore è unico, ma il direttore prende solamente direttive da un altro sistema, non nascondiamoci per cortesia da questa cosa. Quindi il capo della polizia vi ha detto di lasciar fare? Di lasciarli fare, di non fermarli? È sempre così, non possiamo intervenire, la polizia non può intervenire, perché sa quanto ci avremmo messo a finire sui giornali, perché avremmo attaccato, avremmo usato abusivamente Raffaele, la nostra forza. Fermo là, c'è il dottore Pino Emanuele che vuol dire un'altra cosa. Guardi, io stavo seguendo il telegiornale e sentivo gli elogi. Era una cosa, come dire, brava la polizia, fantastica, ma da parte dei politici, da parte dei cronisti, giornalisti, dicevano bravissimi, è stata una cosa fantastica, che la polizia è stato un successo, non ci sono stati feriti, non ci sono stati, solo i poliziotti sono stati colpiti. Allora, io mi chiedo, però ho fatto, e dall'altro su Facebook girava un filmato dove c'era una signora che dall'alto, il contrasto, dall'alto da una finestra disperata urlava. Per carità, io sono contrario ad ogni forma di violenza, però questa signora disperata urlava, sparateci, sparategli in fronte. Allora, né l'uno né l'altro
né l'uno né l'altro. Ma signori miei, adesso facciamo finta noi che siamo poliziotti qua dentro, ok? Abbiamo 30 anni, siamo stati a Genova al G8, siamo stati perseguitati dai giornali, dalla legge, perché avevamo attaccato, perché avevamo colpito quel povero ragazzo innocente che con un estintore stava spaccando. Cioè, il poliziotto oggi, ricordiamoci... Si è difeso o ammazzato all'epoca? No, ma quello non sto parlando che è giusto aver ucciso, è errato, l'eccesso è sempre sbagliato, però adesso c'è una legge... Ragazzi, se fosse stato ammazzato il carabinieri, Scusi, no, ma tanto non gliene frega niente, è morto nello svolgimento del suo lavoro. Esatto, Ma esatto. il problema è questo. Cioè, adesso si parla, lo diciamo tutti, sentiamo tutti le cronache, la legge contro la tortura. Ora, se un poliziotto, è giusto che ci siano controlli in questo senso, ma da dove comincia e dove finisce? Cioè, se io, poliziotto, arresto un signore, chiamiamolo signore, che sta violentando una ragazzina di 14 anni, se per pura sfiga io prendendolo gli causo una lussazione della spalla, bravissimo. io ho esercitato un danno, me lo portano in pronto soccorso, io medico, mi occupo, dicevo, come passione di commedia, faccio il medico. Bravissimo. Se io medico del pronto soccorso non segnalo, possibilmente lui eccede, io devo dire, riporta una lussazione, mi riferisce nel corso di... Questa roba qua va a fregare il disgraziato del poliziotto che ci sta difendendo. Ricordiamoci di questo. Vabbè, va bene. Bravissimo. Io guardo, voglio aggiungere questo, direttore e telespettatori. Io non riesco a capire, lei direttore mi conosce, sa come la penso, ma non si capisce mai che quando si parla di forze dell'ordine, va bene, dei loro problemi, del loro tipo di intervento, si evoca la mancanza di civiltà. Va bene? Quando invece si parla di giovani che protestano, tra virgolette protestano, con questi metodi distruttivi, si usano solo toni di comprensione o di compassione, e questo mi dà altamente fastidio, direttore, perché sembra che qua la giustizia, che qua la sicurezza non funzioni, invece noi guardiamo ogni giorno, assistiamo a questi operatori della Polizia di Stato, delle forze Ne dell'ordine. parleremo più avanti, Raffaele, devo chiudere. Funzionano, ma qui il convoglio, qui chiedo scusa e concludo perché so che Ho la trasmissione è pubblicità. lunga. Esatto, qua guardi c'è un convoglio, no, che è formato, io dico sempre, dalla sicurezza, dalla giustizia e poi dal sistema carcerario. Se uno di questi tre vagoni non va allo stesso ritmo, il treno deraglia, e quindi la sicurezza c'è, la magistratura non riesce ad assorbire, a concepire il lavoro degli operatori della polizia, e il sistema carcerario fa acqua, perché chiaramente in carcere poi non ci va nessuno. Va bene. Con questo vi voglio salutare e augurare una buona domenica e vi ringrazio dell'intervento, direttore. Grazie Padrone. E ai telespettatori ci vediamo presto, la ringrazio. Grazie Raffaele Padrone, pubblicità.